Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 24, campionato B-Win, sotto il sole di Gubbio continua la rincorsa di Simoni verso la salvezza, comincia un secondo campionato per la Samp di Iachini, rivoluzionato dal mercato nelle scelte societarie, che lancia dal primo minuto il brasiliano Eder in coppia con Bomber Pozzi, dietro c'è Pasquale Foggia e sempre il Capitan Palombo. Samp che deve vincere, Gubbio che non può perdere, che deve vendicare l'umiliante 6-0 dell'andata. Gubbio che ci proverà con Ciofani e Mastro Nunzio, che il rosso blu Simoni lancia dall'inizio, fischia il signor Tozzi di Ostia. Dopo 15 lunghi minuti comincia subito il Gubbio a dare la prima emozione a questa gara con Ciofani che salta a Rispoli, ci prova col destro, facile la parata però di Romero, in mezzo all'area c'era Mastro Nunzio pronto però a approfittarne. Ecco il replay con Ciofani, Caramello su Rispoli, poi prova col destro, attentissimo però Romero, altri 4 minuti ancora, Caracciolo nel mezzo, Ciofani questa volta non ce la fa, non arriva sul pallone, prontissimo ancora il portiere Romero. Sono 25 minuti, prima grande occasione per la Samp, numero di Foggia, area di rigore col sinistro, ci prova, attento Donnarumma in due tempi, poi c'è un po' di scaramucce tra Benedetti e Pozzi, anche con Donnarumma, però il grande numero di Pasquale Foggia, Caramello su Mario Rulli e poi anche Mastro Nunzio, area di rigore, ci prova, attento anche in questo caso però Donnarumma. Passano 3 minuti e c'è la grandissima occasione per il Gubbio. Pallone ottimo di Mastro Nunzio per Bazzofia, area di rigore, il pallonetto, c'è l'uscita di Romero che salva la Samp, salva il risultato, il replay, Mastro Nunzio, pallone buono per Bazzofia, pallonetto col destro, ma attentissimo in uscita, avalanga Romero, salva la Samp. Minuto 42, altra occasione per il Gubbio ancora con Bazzofia, ma questa volta il suo tocco morbido, il tocco sotto, esce di un nulla. Si salva ancora la Samp, ancora duello tra Bazzofia e Romero. Si salva la Samp, inizia la ripresa con un'altra Samp che prova a giocare in maniera diversa, la carica degli Iachini all'intervallo, ci prova con Rispoli, Donnarumma però respinge. Dopo 9 minuti, angolo di Palombo, ci prova Eder, si salva il Gubbio come può nell'area piccola, poi riparte. Al 20°, altra occasione Samp con Palombo per Juan Antonio, entra dal posto di Foggia, si prova col sinistro, però il tiro da dimenticare, chiede scusa anche ai suoi compagni. Buono il dribbling, poi la conclusione però di sinistro è da dimenticare. Al 22°, ancora il Gubbio in avanti con occasione questa volta per Cottafava, il genovese, che fa un numero da attaccante, area di rigore col destro. Con le punte delle dita Romero devi ancora in calcio d'angolo. Siamo al minuto 23, lancio di Almici per Cofani, stop, poi si aggiusta il pallone col sinistro, prova la conclusione forte, potente ma non precisa, pallone ancora fuori e bisogna di rigore ancora tra Ciofani e Gastaldello. Nessun dubbio per Tozzi, c'è la simulazione dell'attaccante del Gubbio, cartellino giallo, c'è il contrasto nel di rigore tra l'attaccante del Gubbio e Gastaldello, che forse lascia cadere troppo facilmente. È sempre il Gubbio che ci crede, ancora con Ragazzi, è entrato al posto di Mastro Nunzio, col sinistro, facile però per Romero a bloccare il tiro. Sempre il Gubbio pericoloso di Simoni, si arrabbia Iachini che prova a dare indicazioni alla propria squadra. Siamo al 40°, punzione di Palombo, parata in due tempi di Donnarumma, che poi c'è l'intervento di Gastaldello, qui si arrabbia, c'è il calcio iniziale poi fischiato da Tozzi. Il replay della punizione di Palombo, ultima occasione di questa gara. Finisce così con la Samp che non riesce nuovamente a vincere, che arriva a quota 13 pareggio e continua a non convincere. Bene il Gubbio che non trova solo il gol e una vittoria, che forse avrebbe meritato i punti nelle occasioni create, ma per fortuna di Iachini c'era Romero a dire di no.